con i 5 concorrenti a darsi battaglia in questi 3 passaggi. Scatta il comando del seguito da Assalto che ha portato al suo esterno Draccaris, così come Eclettica. Vitorino in quinta posizione, ma i 5 sono raccolti in poche lunghezze con il battistrada Belfagor che affronta la discesa della vetta opposta, avvicinato da Eclettica che lo affranca e porta per portarsi al comando, lo fa abbastanza agevolmente, al secondo posto Belfagor, mentre all'altra posizione di Vitorino lo avvicina, dove sono abbastanza vicini, con attentato Assalto si presentano in retta per il secondo passaggio con posizioni pressoché imitate. Adesso inizieranno ad aumentare il regime di giri. Il secondo passaggio che viene effettuato da Eclettica al comando con Draccaris a contatto all'esterno del Vitorino, è scivolato in quarta Belfagor con a chiudere Assalto. Cavalli che affrontano la penultima curva, sempre Eclettica precedendo Assalto, al terzo posto il Belfagor, al quarto il Vitorino, quindi Eclettica e Giovanni Soggia che in maniera impeccabile